Buonasera, benvenuti a Corner. Come sempre ci ritroviamo lunedì per commentare, per analizzare quello che è stata la prestazione del Catania in campionato. Come di consueto alla mia destra c'è Angelo Patanè. Buonasera Angelo. Buonasera a tutti. Grazie ad Alessandro Vagliasindi, con il quale ci siamo già incrociati ad Anteprima Corner all'ora del pranzo. Con Vagliasindi abbiamo invertito maglia e giacca. Cioè lui ha... Quindi state provando qualche schema tattico. Non ce lo siamo detti. Assolutamente. E anche per confondere l'arbitro ai fini di eventuali ammonizioni. Attenzione perché ci sono le ammonizioni e le espulsioni. Buonasera a Max Velotto. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Grazie a Carlo Breve. Grazie a te Angelo, buonasera a tutti. Che ha raccontato la partita di ieri assieme ad Angelo Patanè, e buonasera a Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a voi, i nostri cari telespettatori che già siete molto attivi, e continuate a mandare i vostri messaggi al numero 342 771 2855. Dice bene la nostra Giulia, cari telespettatori, dobbiamo ringraziarvi per il successo di ieri. È stata davvero una grande domenica per noi di Telecolor, per la produzione che abbiamo realizzato, soprattutto per i risultati Auditel che poi abbiamo conosciuto questa mattina. Grazie veramente di cuore per quanti siete stati ieri nella giornata di... Vuol dire che qualcuno ci vuole bene, qualcuno ci segue, qualcuno, sono stati tantissimi, e dopo i tuoi ringraziamenti, se mi permetti, li allargherei a tutto lo staff. Ma che, chiaramente i ringraziamenti esatto, sono a nome di tutto lo staff. Carlo, Alessandro, Marco, gli operatori di ripresa, i tecnici, dietro una diretta di quel genere c'è il lavoro di una redazione intera che parte da una regia sul campo, alla regia, ai tecnici che stanno dietro qui in studio a coordinare, all'aspetto della fonia. È un successo che vogliamo condividere davvero con tutte quelle persone che magari non stanno di fronte alle telecamere o ai microfoni, ma che hanno sostanzialmente aiutato Telecolor ad avere quell'importante successo di ieri. Dobbiamo ringraziare prima di tutto ovviamente il nostro editore che ci permette di offrire a voi e soprattutto perché mi permette ancora dopo 40 anni di stare qui. E grazie chiaramente anche al nostro Alberto che è chiaramente responsabile delle produzioni sportive. Adesso... Ma Alberto se l'è goduta ieri, quei picchi d'ascolto da tanti mila, se li ha presi tutti. Stop. Finiamo qui queste celebrazioni e adesso vediamo il riassunto della partita, quello che è successo ieri nel derby tra il Catania e Siracusa. Il montaggio è di Ottavio Longo. Buona domenica e buon pomeriggio. È una partita alla quale purtroppo non possono assistere i tifosi della Siracusa. Speriamo, Carlo, che prima o poi quella generazione di teppisti che hanno in un certo qual senso ammalorato i rapporti tra le due tifoserie finisca e noi possiamo continuare a parlare di un derby in presenza del pubblico di tutte e due le tifoserie. Adesso attenzione, Lunetta in area di rigore, tira il gol del Catania, il gol di Lunetta, che azione! Cicerelli come al solito largo a sinistra, si fa vedere Donnarumma su quella corsia, pallone che spiava all'interno del rigore, ancora una volta ci prova Lunetta, ma stavolta non indirizza il pallone, non lo schiaccia all'interno della porta. Attenzione perché il Catania con Jimenez, il doppio passo all'interno dell'area di rigore, traversa scheggiata, che stacco da parte di Lunetta, la parata con i piedi di Farroni, ma poi sulla rincorsa c'è ancora Catania, Cicerelli, Jimenez, la giocata per Casasola, pallone fuori, incredibile. Cicerelli che avanza 40 metri di campo, si ferma ai 30, preferisce poi spedire il gol da parte di Gherardi, Marione Gherardi.
Raimo, che giocata quella di questo ragazzo con la maglia numero 19, avanza palla al piede, Raimo, limite dell'area di rigore, non ci posso credere, la blocca e poi non la tira Caturano. Bravo Raimo, ancora una volta la mette per Caturano. 2 assist. Era d'ausilio che doveva andare di sinistro, secondo me, mettere il destro davanti e andare a chiudere i sinistri, invece cerca di andare a tirare col destro, dando la possibilità al difensore del Siracusa di intervenire. Adesso Caturano, limite dell'area di rigore, Caturano la parata, bravissimo stavolta. Credo fosse in fuorigioco, No, non penso proprio. La partita finisce proprio in questo istante, le formazioni ritornano negli spogliatoi, la Catania rosicchia dei punti importanti al Benevento e il pubblico di Catania ritrova il piacere del gol, un in bocca al lupo forte alla Siracusa ed Angelo Patanè. E Carlo Breve, buonasera a tutti. Allora, abbiamo rivisto questa partita che rivedrete, lo ricordo, alle 22:15 integralmente in differita, con il commento che avete già sentito ieri in diretta di Angelo Patanè e Carlo Breve. E da lui vorrei partire, perché così ci dà un giudizio sulla prestazione del Catania. Poi andremo anche a sentire quella che è la prestazione dell'arbitro, faremo con Max Velotto. Prestazione intelligente, Angelo, perché il Catania ha cambiato anche sistema di gioco in fase di non possesso. In fase di non possesso si è schierato con un 4-4-2 dove andava a pareggiare la superiorità numerica a metà campo del Siracusa. Il Siracusa con i 2 mediani e il 3 quarti poteva avere superiorità numerica sia davanti che in mezzo. Invece Toscano intelligentemente ha alzato Donnarumma, ha abbassato Casasola, si è messa a 4 dietro, si pareggiava quindi tra attacco e difesa del Catania, si pareggiava in mezzo al campo con i 2 mediani del Catania che pareggiavano con i 2 mediani del Siracusa, si pareggiava davanti con Jimenez che si alzava su Job, Cicerelli che andava su Sciapola, Lunetta che andava invece su Pacciardi e Donnarumma che si è alzato su Puzzone, quindi 4-4-2 che andava a pareggiare il 4-2-3-1 di mister Turati. In fase di possesso il classico Catania che ha atteso un tantino le defiance del Siracusa e che è ripartito con poca qualità, devo dire. La qualità mi aspettavo maggiore. Ogni volta che il Catania ha avuto una buona qualità ha messo Cicerelli nelle condizioni di andare da un lato all'altro e mettere in croce Puzzone. Ieri Cicerelli, ho rivisto il Cicerelli di 2 anni fa e di Terni. Cicerelli che saltava sistematicamente l'uomo, ha creato sempre superiorità numerica. Quindi ottima la prova, intelligente e tattica dal punto di vista tattico, si può fare di più secondo me dal punto di vista della manovra e qualitativo. Bene, questa è l'analisi, diciamo, di un'osservazione tecnica proprio di un allenatore. Alessandro. Io penso che il giudizio su questa squadra sia sospeso fino a quando non avrà tutti i suoi effettivi. Abbiamo visto in questa prima parte di stagione un Catania con Aloi, ed era un certo tipo di Catania, e un Catania senza Aloi che ha reso più complicato il fraseggio, soprattutto le distanze nella fase di possesso palla tra i reparti. Giocatore unico per caratteristiche di un'intelligenza tattica superiore, quindi aver in qualche modo superato questa mini crisi, perché comunque la vittoria azzera questo percorso negativo delle ultime 4 giornate, o almeno parzialmente, è un buon viatico, perché il Catania adesso, e lo abbiamo detto oggi ad anteprima corner, Angelo, tolto Martic, ha tutti gli effettivi a disposizione. Oggi, prima seduta, alla ripresa, hanno lavorato in gruppo e hanno svolto tutto il lavoro Salvatore Aloi, Alex Rolfini e anche Francesco Forte, che comunque ieri non è stato rischiato, giustamente, perché non c'è stata la necessità, ma è a tutti gli effetti un giocatore abile e arruolabile. Quindi su questa prospettiva e sul doppio impegno, Giuliano prima, Salernitana poi in casa, credo che il Catania si stia dando una rincorsa giusta
per poi confermare questi segnali di progresso che abbiamo visto ieri, fermo restando che la qualità del gioco certamente è migliorabile, ma ripeto, voglio rivedere questa squadra nel pieno dei suoi effettivi, con Aloi, con Caturano in piena condizione, con D'Ausilio che sicuramente a partita in corso è un'arma importantissima. Fra 2 o 3 settimane torneremo a esprimere dei giudizi secondo me più compiuti sul reale valore di questa squadra. Vorrei sentire anche Angelo Patanè un giudizio diciamo veloce, diverso, sintetico, così come diverso. abbiamo fatto fino a questo momento. Un giudizio assolutamente no. Sintetico è No, difficile, non mi vero? guardare. Attenzione perché No, vorrei... non rischiamo i cartellini, Ah, assolutamente attenzione, no. Facevo una riflessione diversa. Ricordo ancora un libro di Asha Phillips, che è una pedagoga, che titola I no che aiutano a crescere, mutuando i no alle critiche. Le critiche, quando sono mosse in maniera assolutamente costruttiva, possono sicuramente aiutare a crescere una squadra. Effettivamente il Catania ha attraversato 2 settimane abbondanti di criticità di risultati, criticità di gol realizzati, criticità di espressione di gioco, e ovviamente quei no, quelle critiche costruttive forse hanno aiutato Toscano, hanno aiutato la dirigenza. Ci mettiamo anche noi nel nostro piccolo, per quello che possiamo fare, la squadra, ad uscire da questa criticità, perché a volte le considerazioni, ieri abbiamo rivisto tante cose importanti, l'importanza di una panchina, giocatori che entrano in campo e diventano determinanti. Abbiamo rivisto una squadra assolutamente concentrata sul piano del gioco, che poi si coniuga pure con le considerazioni di Carlo sull'espressione del gioco. C'è ancora qualcosa da migliorare, ma sul piano della diligenza tattica è una squadra che ha totalmente imbavagliato il Siracusa. Chi dice che questa squadra, la partita di ieri, rappresenta forse un punto sicuramente basso dell'espressione di gioco del Catania, perché al cospetto vi era un Siracusa che è ultimo in classifica, evidentemente non ha visto le ultime 3-4 partite del Siracusa, una squadra che ha messo comunque tutti gli avversari, seppur perdendo, ne ha vinta soltanto una, le altre le ha perse, in situazioni di criticità. Ieri 0 tiri nello specchio della porta di Dini rappresentano una diligenza tattica che è sicuramente un merito di una riconquista da parte del tecnico toscano. E poi abbiamo visto dei ritorni importanti. Ci torniamo. Una grafica a proposito di tenuta difensiva, la vediamo dopo la pausa. La vediamo dopo la pausa, perché prima vorrei... Un'annotazione importante sui no che aiutano a crescere. Ad esempio, ieri finalmente, avantiera, abbiamo rivisto l'elenco dei convocati, cosa che non era accaduto la settimana precedente, quindi evidentemente qualche critica probabilmente ha fatto rivisitare determinate idee, perché poi se sei una persona intelligente sai rimediare a uno scivolone, e questo il Catania lo ha dimostrato di saper fare. È tornata nuovamente la lista dei giocatori che hanno ancora a che fare con l'infermeria. Tutte queste informazioni che servono ad un pubblico che segue con 15.000, 16.000 spettatori allo Stadio Massimino e 70.000, 80.000 che seguono la partita in diretta, reputo che sia un atto importante, giusto, corretto, coerente con quello che è lo spirito di una società che vuole crescere e che dimostra ampiamente di poterlo fare anche rimediando a piccole criticità. Allora, permettetemi di andare da Giulia, perché fino a questo momento non abbiamo sentito la voce del popolo, la voce di chi segue il Catania con passione, con trasporto. Allora, senza domande, Giulia, soltanto delle... stavo dicendo, ci sono tante domande, però vabbè, le salteremo. No, per adesso, ci torniamo dopo. Ok, buonasera. Il Catania vince senza convincere, ma davvero piace l'atteggiamento di questa squadra senza personalità, senza mordente? Vedremo con Salernitana e Benevento cosa accadrà, ma così è davvero difficile pensare alla B. Scusami Giulia. Prego. Benevento ha perso al Latino 1-0, Salernitana ha pareggiato, perdeva 1-0 e vinto in rimonta. La Cavese ha avuto la palla nitida del 2-0, quindi non ci sono squadre in questo momento che stanno dominando o stanno facendo partite in sequenza
tutte buone. Nessuno ha preso il volo. Un attimo Giulia, Sì, prima prego. perché torniamo da te e ripartiamo da te, però non posso chiudere questo primo giro di osservazioni senza avere sentito Max Velotto. se no parlavo un altro po' io. Attenzione, attenzione, però il tuo è un giudizio secco, voto all'arbitro. 5,5. 5,5. Allora, ci fermiamo qui, facciamo pubblicità, poi ripartiamo da Giulia. C'è una grafica che Ripartiamo da Giulia. Prima con Giulia e poi la grafica. circostanze e il ragionamento di Ok, d'accordo. Fra pochissimo insieme a noi. Allora, come promesso, siamo da Giulia per continuare la lettura dei messaggi. Continuo. Grazie per la diretta di ieri. Spero che ce ne saranno tante altre. Noi siamo qui. Ad inneggiare le azioni e i gol del Catania insieme all'entusiasmante telecronaca di Patanè e company. Di ieri salvo il risultato e di 3 punti, ma non tanto la prestazione. Si spera di vedere una squadra con un gioco migliore al rientro di tutti gli infortunati. Vaglia Cindy ha risposto a questa considerazione. Sì. Salvo 55, mi dispiace ma non si vede il gioco, non sanno proprio imporre il proprio gioco. Ieri era una giornata da non gioco, perché il Siracusa era una Patanè, però non puoi interrompere continuamente allora, Giulia. Anche attenzione che scatta il cartello. Ma scusami, se non si dialoga con la gente a casa, sì, ma indipendentemente un dalla attimo, domanda, un attimo. risposte telegrafiche Diamo come un so dare attimo io. di Va respiro bene. alla nostra Giulia. Dai, domanda per breve. Ah. Con Jimenez in campo giochiamo sempre in 10 uomini. Perché Toscano si ostina a metterlo in campo? Piero C. Ieri non sono d'accordo, ieri ha fatto una buona gara Jimenez, ha dato un pizzico di qualità, soprattutto nel primo tempo è riuscito a far muovere bene le maglie della difesa avversaria e ha imbucato un paio di volte dei verticali importanti, quindi ieri bene Jimenez, soprattutto nel primo tempo. Sai Carlo, posso integrare cosa la gente, tra virgolette, contesta Jimenez? Il fatto di essere così troppo Innamorato della palla. innamorato del pallone in certi impegni, in certe uscite, si è intestardito, 2-3 tocchi. Ma ieri ha fatto bene però Ale. Primo Rispetto- tempo sono d'accordo, secondo tempo non Secondo mi me è infatti è stato sostituito. La Secondo gente me lo ho diceva detto primo anche tempo. di Chiricò, Ho che detto primo era tempo. troppo Ma innamorato sono del quei pallone. giocatori croce e delizia. È Questi così. sono giocatori che ti possono fare innamorare come ti possono fare, ti deludono. Ecco. Io reputo che Secondo invece me, l'arbitro secondo te ha espresso tutte le Ancora sue non potenzialità ha espresso tutto il fino- suo Allora, potenziale. secondo me però perché? Chiediamoci perché. Perché magari a volte i giocatori non sono concentrati su quello che stanno facendo, ma sono più concentrati sul loro futuro. Anche lì la critica che abbiamo mosso qualche settimana addietro, feroce, nei confronti di Menez, nasce per l'appunto dalla mia personale idea, assolutamente così fondata su semplici percezioni, che Menez in questo momento, non avendo ancora rinnovato il contratto e avendo ancora in corso una trattativa, non stia concentrato sul distratto. pezzo e giochi in maniera diversa. Lo dice uno che di Menez si è innamorato calcisticamente Un po' a di prima- tempo, esatto, un po' di tempo a fa. prima vista. Ultimi 2 messaggi Ultimi e poi 2 torniamo messaggi. e vediamo la grafica a cui facevamo prima riferimento. Sì. Mario da Padova scrive: il campionato per me lo vince il Cosenza, che è la squadra che ha vinto più partite fuori casa. Una sua È una considerazione. candidata, assolutamente. Esattamente. Il Siracusa visto ieri non era quello visto nelle prime 7 partite. Bravura del Catania o demeriti del Siracusa? Abbiamo risposto anche a questo. Abbiamo Già Bravura del detto, Catania. diciamo, in apertura, quasi in apertura. Pur nei limiti del Siracusa, che è una squadra che sta lì proprio perché ha dei limiti, ma considerati i limiti del Siracusa, merito del Catania avere abbassato ancora di più la soglia di permeabilità di questa squadra e di attacco che ieri proprio non si è visto. L'ultimo. Kevin, mi spiegate perché Cicerelli a Terni era un fenomeno, ogni palla che gli arrivava la metteva all'incrocio, qui invece deve farsi 50 metri per arrivare alla porta avversaria? A Terni giocava in un altro sistema di gioco, quindi può anche essere una questione tattica, però ieri io l'ho visto in ripresa, più brillante, un Cicerelli vicino alla sua miglior condizione. Certo, gli manca un gol. Sono d'accordo. Sicuramente appena farà un gol su azione. Ecco, esatto. Sono d'accordo sulla tua analisi, l'ho visto nelle prime giornate bene, poi ha avuto un periodo di grande flessione fisica soprattutto, credo anche mentale. Ieri l'ho rivisto brillante, esplosivo e quindi
Sicuramente questo sarà un buon viatico verso i primi gol. Sì, Allora, Vedremo presto. penso anch'io. adesso guardiamo questa grafica a Sì. cui facevi riferimento tu. Sì, andiamo con la prima grafica e Giulia Sì, andiamo ce a la vedere i introduce. portieri. Esatto, i portieri di C con più clean sheets. In 8 partite, 7 per Samuele Vitale dell'Ascoli, 6 per Andrea Dini del Catania, 6 anche per Riccardo Gagno Vicenza e 5 per Giacomo Venturi Arezzo. Quindi qua stiamo parlando del Gotha di tutta la Serie C per quanto riguarda i clean sheets. E chiaramente Andrea Dini è tra i migliori in assoluto, in questo momento l'unico che lo sopravanza è Samuele Vitale, che proprio nell'ultimo turno ha subito il primo gol della stagione. L'Ascoli aveva fatto 7 partite con 7 clean sheets. E ovviamente potete anche capire dalle squadre di militanza dei giocatori, stiamo parlando dei vertici di tutti e tre i gironi, perché l'Arezzo, l'Ascoli nel girone B, il Vicenza nel girone A non ne parliamo. Paradossalmente il punteggio di Dini è in proporzione quello più basso rispetto alla posizione di classifica della squadra di appartenenza, terzo posto, no? Il Catania. E io con questo... Perché al Catania, Alessandro, mancano i gol che non sono arrivati nelle ultime 4 giornate di campionato prima di queste. Ricordiamoci che le prime 3 giornate di campionato il Catania aveva realizzato ben 11 gol. 11-0 era il nelle parziale. 4 successive soltanto 2 gol. E questo andamento da montagne russe ha condizionato questo rapporto a cui ti fai adesso riferimento. Ora, la domanda che faccio anche a voi: questo dato è una forza su cui Toscano sta cercando di porre le fondamenta per un percorso al vertice più lungo possibile? Cioè, la storia della Serie C negli ultimi anni, il girone C soprattutto, insegna che quasi sempre ha vinto la squadra con la miglior difesa. Quello che sta pensando Toscano, a vostro avviso, è il percorso che può portare al traguardo, oppure ha ragione, faccio un esempio, Raffaele, che magari subisce più gol ma cerca di buttare quanti più palloni possibili in area di rigore, anche grazie a questo ispiratissimo Villa che sta facendo assist in tutte le partite. Miglior difesa o miglior differenza reti? Esattamente. No, parlo di proprio atteggiamento. Secondo me nel ragionamento di Toscano c'è il focus sulla fase difensiva. Meno gol prendo, più continuità di risultati ho, più possibilità di stare a lungo al vertice avrò. E quindi in questo modo potremmo dare una giustificazione al fatto che la qualità del calcio che sta esprimendo il Catania non è, diciamo, un calcio in questo momento affascinante. Ne abbiamo parlato però oggi all'anteprima. Sì. Il Foggia di De Zerbi che ha giocato forse il miglior più bel calcio in degli ultimi assoluto 15 anni della in Serie Lega, C, della ha Lega perso Pro. la finale playoff Esattamente, col Pisa. quindi diciamo non sempre giocare bene paga poi in maniera Quindi completa. il ragionamento che faccio e che vorrei condividere con voi: ha ragione Toscano o, tra virgolette, ha ragione Raffaele in quest'altra proposizione di calcio dove magari ci sta che subisci 1 o 2 gol a partita come sta facendo la Salernitana nelle ultime gare, però ne fai uno in più dell'avversario? Faccio un esempio veloce, storico. Toscano rappresenta un po' il Trapattoni, Raffaele, Zeman, De Zerbi rappresentano Sacchi, ecco. Quindi è chiaro che mister Toscano punta molto su una solidità difensiva. I suoi campionati vinti, i 5 campionati vinti, sono partiti da una fortissima fase difensiva, credo abbia avuto sempre le migliori difese. Altri allenatori puntano magari su altri principi, sono più esteti. Toscano non interessa nulla dell'estetica e punta sulla solidità della difesa. Poi, chiaramente, come dici tu, ci sono dei giocatori per i quali il Catania non può rinunciare. Aloi è uno di questi. In mezzo al campo è unico in quel ruolo perché è l'unico che sa dettare i tempi, che ha un po' i tempi del regista classico che Di Tacchio, Quaini e Corbari non hanno. Quindi è chiaro che è un'assenza che penalizza
il far giocare bene la squadra, e un'altra assenza che penalizza il far giocare bene la squadra è quella di Caturano. Allora, di Caturano mi ha dato un assist. Che è un giocatore talentuoso. Poi vado da... Fa giocare bene le sue Max. squadre. Perché vado da Max dopo? Perché adesso sentiamo una brevissima battuta di Caturano proprio a fine partita ieri e sentiamo le sue prime dichiarazioni. L'abbiamo avuto in esclusiva però. In esclusiva, chiaramente, durante la nostra diretta. Sentiamo. Mi sento bene, ovviamente la condizione non è ottimale perché sono stato quasi un mese fuori, mi sono allenato a parte, questa settimana ho fatto tutto, sono rientrato, sono molto felice di questo, però la condizione la prendo piano piano, già dalla settimana prossima credo di essere a pari con il resto dei compagni. La piazza, la squadra, la società mi ha accolto molto bene e sono contento per l'esordio, peccato per l'occasione sciupata alla fine. Però ci tenevo tanto, però pazienza, arriverà la prossima partita. Allora, arriverà la prossima partita, però Caturano nei minuti che è stato in campo la mia impressione... Perché quell'occasione non era in fuorigioco, la sensazione... Adesso poi vediamo anche la clip, ce l'abbiamo, vedremo il gol, però, sarebbe stato gol. La presenza di Caturano in campo, la mia sensazione è che abbia dato la possibilità alla squadra di essere maggiormente presente davanti, cioè un punto di riferimento importante. L'ingresso di Raimo e Caturano ha cambiato la partita ad un certo punto, Max. Ma secondo me, guarda, all'ingresso, ne parlavamo anche prima, all'ingresso di Raimo e di Caturano hanno cambiato proprio l'inerzia della partita, ha avuto proprio una sensazione proprio di cambio di velocità, cioè proprio come se uno avesse girato un interruttore e dice stiamo andando a 4, adesso andiamo a 7. Okay, questa è la sensazione che ho percepito io, ricollegandomi al discorso che diceva prima Alessandro in merito al discorso che le squadre che vincono i campionati in Serie C sono quelle che si fanno forti in difesa. È anche vero che però il contrappasso deve essere che in attacco devi avere chi segna per avere, diciamo, quella differenza reti che diventa importante e determinante alla fine poi della vittoria finale, e tutto si ricollega poi a quello che dicevi inizialmente, il fatto che questo Catania la vera identità l'avremo tra qualche settimana, quando avremo tutti gli utili a disposizione, va bene, tutti i giocatori a disposizione, e lì capiremo, perché ieri l'assaggio che ci ha dato Caturano, mi viene in mente un detto che dice che se il buongiorno si vede al mattino sarà una bellissima giornata di sole, ce lo auguriamo tutti quanti, ce lo speriamo. Se avesse segnato sarebbe stato poi Rolfini, ripeto, oggi ha lavorato a pieno regime con tutti, quindi un'altra opzione in attacco di un giocatore che comunque può dare sicuramente anche il suo quel contributo. famoso giocare a 2 in attacco potrebbe diventare veramente poi un'opzione, una realtà, quasi una realtà. Poi parlavamo, giochiamo con 2 attaccanti, ne parlavamo lunedì. Volevo dirvi che stasera siamo stati finora bravi, sì. Facciamo la pubblicità Niente giusta a cartellini questa. Per adesso nessun cartellino, attenzione, e poi torniamo con gli episodi da Moviola, così cerchiamo di sviscerare soprattutto queste chiamate che ci sono state ieri. Qualcuna forse si poteva risparmiare. Se gli ha dato l'insufficienza ci sarà un motivo, ce lo spiegherà. Allora, adesso ci arriviamo. Ma non ha dato l'insufficienza alle panchine, ha dato l'insufficienza all'arbitro. Ma ieri anche qualche insufficienza. Le chiamate alle panchine non sono state, diciamo, perfette. In generale. Le vediamo fra un poco, restate con noi. Allora, vediamo la Moviola e cerchiamo di capire che cosa è successo ieri con questo, diciamo, utilizzo smodato, direi io, delle chiamate dalle panchine. Max. Sì, diciamo che ripetiamo ogni lunedì il solito discorso, mi auguro che con il tempo e con l'esperienza le società incomincino a comprendere quale sia l'utilizzo migliore di questo strumento. Questa prima chiamata. Ieri abbiamo avuto 2 chiamate da parte del Siracusa, dove sinceramente, in particolar modo questa qua, la prima, dove per chi non l'avesse compreso in diretta, che durante la diretta avevano mandato un fallo presunto di tacchi a centrocampo quando in realtà di Quaini, quando in realtà invece la chiamata era per questo presunto fallo di mano, tra l'altro fuori dall'area di rigore, quindi nemmeno si poteva chiamare. Con Carlo ce ne siamo accorti in tempo reale. Sì, però in questo caso qua c'è soprattutto la panchina del Siracusa che è da quel lato lì, cioè chiamare un presunto fallo di mano, quindi un calcio di rigore, perché vi ricordo che non è che si possono chiamare i falli, si può chiamare il calcio di rigore.
O l'espulsione. O l'espulsione. Ma in questo caso qua viene chiamato un fallo di mano che secondo me né per posizione, ma né tantomeno proprio per l'essenza del fallo non c'è nulla. Quindi questa è una chiamata completamente proprio persa. Ma posso farti una domanda? Perché la regia di Sky, o comunque la regia che era sul campo, è stata indotta in errore facendo vedere quel fallo di Higuaín di tacco a centrocampo solo perché questa chiamata arriva dopo quasi 4 minuti dal momento in cui guarda, ce l'abbiamo quell'episodio che hanno fatto vedere, se volete lo facciamo vedere. Accade il fallo. Ed è adesso ti chiedo, scusami Angelo, sì, fino a quando una chiamata può essere ritenuta guarda, io congrua, ti dico perché un'azione non si conclude, ma era già conclusa. No, l'ho riguardato, è chiarissima, non si era conclusa la tua domanda. Mi spiego, il protocollo del VAR, se vai a leggere il protocollo dell'FVS, non c'è un tempo prestabilito entro il quale bisogna chiamare la card, l'intervento dell'FVS. Quindi questo qua sta diventando, almeno in queste prime battute, in queste prime giornate, modo di discordia, diciamo, tra chi la chiama subito, chi diceva che la dobbiamo chiamare entro 8 secondi, chi al termine dell'azione, chi... Non è chiaro questo aspetto. Io mi riprometto e vi riprometto di informarmi un attimo per cercare di capire bene nello specifico quali siano i limiti entro i quali una panchina può richiamare l'intervento, perché faccio un esempio semplicissimo: se da una parte c'è un'azione da calcio di rigore e la panchina vuole richiamare l'intervento dell'FVS, l'azione riparte e dall'altra parte la squadra segna, che succede? Succede che c'è la chiamata dell'FVS, c'è la concessione del calcio di rigore e l'annullamento del gol dall'altra parte. Quindi c'è da capire come avviene al VAR, perché il VAR, ricordatevi una cosa, che l'arbitro può interrompere, non si attende l'interruzione del gioco. Al momento in cui il VAR richiama l'arbitro per un eventuale on-field review, va bene, l'arbitro interrompe il gioco, va bene, e si va a riguardare l'immagine. Cosa che non può avvenire qua con l'FVS, va bene, dove non è specificata, non è disciplinato. Forse questo è un piccolo, diciamo, una lacuna, un piccolo buco nero che ci può essere all'interno di questo diciamo, protocollo, dove non si prevede entro quanto, c'è la modalità di come deve essere richiesto, cioè il discorso di girare le dita, il discorso di porre la card al quarto ufficiale, quindi manifestare la propria volontà, e la card viene, diciamo, la chiamata della card avviene proprio quando viene consegnata. Al momento in cui il quarto uomo ha in mano la card e fa vedere che a quel punto lì non si può più tornare indietro, ma fino a quando non l'ha consegnata uno può sempre ripensarci. Allora, sapete qual è l'incongruenza nel caso di specie? Il fatto che le immagini che osserva l'arbitro col quarto uomo non vengono inserite nel circuito televisivo. Questa è una cosa che crea questi equivoci, perché si è pensato che fosse stato quell'episodio. Lo vediamo, guarda, ce l'abbiamo, il rischio ammonizione di Higuaín, la moviola numero 2. Stacco aereo e contatto con adesso la vediamo, guarda, eccolo qua, guarda, esatto. E questo è il momento in cui ci fanno vedere questo. Ci fanno vedere questo, ma perché è l'episodio più a ridosso, sì. È l'episodio ultimo più a ridosso dell'interruzione. Ma se le immagini fossero inserite nel circuito della produzione televisiva, questi equivoci è un po' complicato. So per certo che ci stanno lavorando, perché è un problema tecnico di broadcast, non voglio utilizzare termini che non mi appartengono, ma lo devono utilizzare, lo devono utilizzare al momento, come succede in Serie A, in Serie B con il VAR, che mentre l'arbitro è lì che guarda, in automatico sullo schermo di chi assiste alla televisione alla partita vede quello che sta guardando il quarto. Attenzione però, adesso andiamo a vedere l'episodio in cui Higuaín viene ammonito, e legato a quello che abbiamo visto poteva fare scattare il provvedimento. No, stiamo parlando di Higuaín. La vera ammonizione. L'ammonizione vera di Higuaín. Episodio numero 3. Una premessa importante. Allora, se andiamo a guardare il tipo di intervento, se andiamo a cercare il contatto, non c'è contatto in questo intervento. Il piede di Higuaín non prende mai il giocatore, ci va proprio, si scontrano punta e punta, non c'è quelli. Qua viene punito, diciamo, l'irruenza con la quale Higuaín ci ha abituato purtroppo ad intervenire nei difensori. Purtroppo. A me
Purtroppo, si dico purtroppo perché Quaini rientra da 4 giornate di squalifica, in 3 giornate ha preso 3 ammonizioni. Quaini è un giocatore quasi che sempre nel primo tempo. Quaini è un giocatore che io mi permetto di dire che lo scorso anno gli suggerivo più volte di essere meno irruente quando entra, di cercare meno determinazione, trovare magari un atteggiamento corporeo diverso, trovare una tempistica diversa nel fronteggiare l'avversario, proprio per evitare questo qua. Ma perché? Perché mette in difficoltà lui, che è un giocatore che rischia, mette in difficoltà la squadra, costringe eventualmente l'allenatore. Oggi magari siamo in una situazione dove possiamo anche avere un giocatore in più disponibile per entrare al campo, ma non dimentichiamoci che lo scorso anno, quando avevamo giocatori contati, cioè prendere una munizione al 20° del primo tempo significava rischiare tutta la partita. Quindi Anche l'invito che gli facevo io era quello di tant'è che poi 3 minuti dopo andiamo a vedere l'episodio 4, 3 minuti dopo rischia il secondo cartellino. Sì. No, che non è questo, questa è l'ammonizione. Questa è l'ammonizione di l'abbiamo vista prima, è l'azione in cui Quaini interviene. No, è un'altra ancora al 25°. Vabbè, non è importante. Non ce l'abbiamo. C'è un episodio che si verifica sotto la tribuna B, dove Quaini entra a contatto con Gudelevicius, il centrocampista del Siracusa, lo atterra in maniera energica. Un arbitro più fiscale aveva tutta l'opportunità di estrarre il cartellino giallo. Perdonami Max, in quel preciso momento Toscano si alza dalla panchina, chiede a Quaini tutto ok e lui fa una gestualità col pollice alto come dire sì, va bene, me la so gestire. Però Toscano ha avuto il sentore che potesse accadere qualcosa, tant'è che l'ha cambiato poi a fine primo tempo. Un suggerimento, se c'è qualcuno che ci ascolta, è quello di far arrivare questo tipo di messaggio. Gli arbitri oggi sono preparati, gli arbitri conoscono le caratteristiche dei giocatori, conoscono la tipologia, le caratteristiche proprio tecniche e anche proprio comportamentali di qualsiasi giocatore, ok? Quindi non vorrei che Quaini è entrato in un vortice di pensiero degli arbitri dove funziona così: domani esce l'arbitro per la gara di domenica, l'arbitro chiama e dice ma allora che tipo di difficoltà, guarda stai attento, c'è Quaini è uno che entra in maniera determinata, è un passaparola, ma non perché arrivano prevenuti, arrivano preparati e l'intervento fatto in una certa maniera non ti lascia scampo. È un po' come quando Oliveira prese un rigore a Cagliari con Pairetto inesistente e non prese più un calcio di rigore. Lulù Oliveira, me lo ricordo. Siamo tornati indietro di 96. Tantissimo. Andiamo invece a esaminare l'episodio che ci ha proposto poc'anzi la regia, cioè il fallo di Candiano su Cicerelli, che è stato sanzionato col cartellino giallo, l'episodio numero 4, eccolo qua. Qui addirittura Toscano invocava un provvedimento più aspro nei confronti di Candiano, però oggettivamente la gamba non è molto alta, quella di Candiano. Quello che enfatizza qua è la velocità, quello che enfatizza qua è lo scontro tra due giocatori che arrivano da due direzioni opposte, ma non è perpendicolari. Assolutamente. Per far scattare l'espulsione ricordatevi sempre che bisogna individuare la posizione del piede, la posizione dei tacchetti deve essere esposta e il fallo deve avvenire sopra il collo del piede. In questa situazione qui il fallo è basso, è giusta l'ammonizione, quindi c'è sia imprudenza che importante sviluppo di gioco. Un altro che ha rischiato è Gabriel Lunetta, episodio numero 5, che riceve uno scappellotto a gioco fermo da Pacciardi. Ma più che altro, guarda, adesso non è uno scappellotto soltanto a gioco fermo. Guarda, se tu vedi, mentre sono in corsa, eccolo qui, vedi? Gli appoggia la correndo mano sulla nuca e lo spinge. Sì, però gli appoggia la mano sulla nuca, secondo me Lunetta reagisce lì, a meno che Pacciardi non gli abbia chiesto il numero di telefono per usare. Però guarda, abbiamo bloccato, questo è il momento in cui quindi poggia la mano sulla nuca, poi passa un frame, se ci fate caso, dopodiché Lunetta reagisce, quindi ho l'impressione che poi Pacciardi abbia detto qualcosa in più. Ma è una mia sensazione. Io ho definito questa ammonizione una ammonizione ingenua, perché secondo me i giocatori a questo livello, a livello professionistico, ma che siano anche dilettanti, comunque devono essere in grado di saper gestire le proprie reazioni, le proprie emozioni. Capisco la reazione di Lunetta fino a un certo punto, però c'è da fare molta attenzione, perché qua se trovi un arbitro sensibile o magari il tuo gesto incontrollato, invece di appoggiarlo sul petto lo appoggi all'altezza del collo, qua rischi un'espulsione, rischi di compromettere una partita, quindi fare molta attenzione. Secondo me è una munizione ingenua questa. Andiamo all'episodio Carlo, più chiacchierato. Hai giocato a calcio ad alti livelli.
questo tipo di reazione, questa reattività la puoi controllare in un momento di una partita molto tesa? Ci sta, non credo che Lunetta abbia fatto qualcosa di estremamente grave, però come dicevate voi poteva incontrare un arbitro abbastanza suscettibile e più fiscale, che magari poteva... Per molto niente l'anno scorso siamo, Stoppa è andato fuori, per molto niente. Ad Altamura. Siamo al limite. Per molto niente. Sì, mi ricordo. Sono gli ultimi 2 episodi del Movione. Quello diciamo più chiacchierato, su cui tra l'altro oggi Max ha fatto il suo commento nella nuova rubrica che abbiamo lanciato proprio oggi, Football Velotto Support, FVS. Questo è l'episodio che chiama in causa Frisenna con Corbari, che secondo Max, ma anche secondo me, è calcio di rigore. Perché, Max? Allora, io vorrei fare un piccolo, diciamo, cappello a questa situazione. Mi vorrei ricollegare un attimo a quello che è successo 2 settimane fa in occasione del rigore del Sorrento. E mi rivolgo in questo caso ad alcuni telespettatori che ebbero modo di dire e che io espressi dicendo è un rigore, quello del Sorrento, che in questa categoria va dato, va concesso per dinamica. Eccoci. Allora, in questo caso qua dico la stessa cosa. Qua non c'è bisogno di fare filosofia. Qua al momento in cui Frisenna perde il possesso del pallone a causa di uno svarione, perché inciampa sul pallone e quindi è in posizione down rispetto ad uno che è in piedi e che può proporsi in avanti, ad estremi rimedi estremi. Sei in una situazione down e quindi in quella situazione lì fai di tutto per evitare che il giocatore faccia, diciamo, possa proseguire l'azione. Quindi secondo me in questa situazione qua l'arbitro non deve fare troppe valutazioni. A questi livelli qua, questo è un rigore che si fischia e basta. Questo è un rigore, secondo me, solare, è un rigore che va dato per dinamica, non bisogna fare né filosofia né andare a vedere chissà che cosa, perché vi ricordo, per chi a volte magari si dimentica, che l'FVS non è il VAR. L'FVS è supportata da 2 telecamere tecniche, va bene, che non propongono immagini chiare, alta definizione, super slow motion, lenti di ingrandimento che ti possono andare a catturare quel qualcosa che forse è successo. Perché qua è più facile sostenere il calcio di rigore che purtroppo che giustificare invece il non darlo. Giusta la chiamata dell'FVS da parte del Catania, ha fatto no bene, benissimo, perché secondo me c'erano tutte le condizioni per chiamare l'FVS. Mi sorprende l'arbitro che alla revisione sinceramente non si sia convinto. E questo è un limite, perdonami Angelo, è un limite degli arbitri di Serie C, perché secondo me, non avendo l'immagine giusta, mentre in Serie A hanno il supporto di più angolazioni, di più diciamo visioni dell'episodio, quindi possono ritornare, quando loro non hanno l'immagine chiara rimangono della loro idea. Però guarda il posizionamento dell'arbitro, se tu osservi... L'ho visto, è laterale, è laterale. Allora, in questa situazione qua io ti dico una cosa, qua non puoi dare un play on, qua non puoi dare continuare, perché qua io non dico che doveva ammonire Corbari per simulazione, perché la simulazione non prevede contatto, qua c'è contatto, ok? Qua c'è il giocatore del Siracusa che rimane fermo sulla sua posizione. Corbari, la caduta di Corbari è una caduta, è come quando uno inciampa su uno scalino. Guarda dove è l'arbitro. Ok, sì, perfetto. Quindi l'arbitro qua, visione, come diceva un grande maestro che ho avuto, Pierluigi Collina, in campo non bisogna essere mai più realisti del re, bisogna fare le cose semplici. Arbitrare a volte è semplicissimo, basta fare le cose semplici, e in questo caso qua la cosa più semplice era quella di fischiare. Allora, Max, visto che ci abbiamo azzeccato in tempo reale, sia io che Carlo, me la restituisci il giallo, mi restituisci la card che mi non hai si può, per adesso no, non siano queste cose, non si possono non c'è la fare. riabilitazione. Siamo sotto esame. Attenzione, perché stai cercando di corrompere, sto cercando di capire se c'è un regolamento. Non c'è un regolamento, quando è stata fatta è stata fatta. Invece Max ha fatto male il Siracusa nell'ultima chiamata che andiamo a vedere. Allora, nella chiamata che ha fatto il Siracusa, sinceramente, se abbiamo visto la prima chiamata ci può stare anche questa qua, diciamo, questa qualche elemento in più, qualche diciamo ingrediente in più per poter chiamare l'FVS. Anche in questo caso qua, anche in questo caso qua non abbiamo un'immagine chiara, non so, non posso dirlo, non posso certificarlo, se non c'è niente o se la gamba sinistra del giocatore del Catania possa incrociare il giocatore del Siracusa mentre lo stesso arriva prima sul pallone, non lo possiamo dire.
le immagini purtroppo ci restituiscono una situazione non chiara e sappiamo benissimo che quando la situazione non è chiara l'arbitro rimane della propria decisione. Allora, per noi è chiarissimo che dobbiamo fare la pausa. Può essere stato condizionato dalla mancata assegnazione del rigore a Corbari su questa valutazione? Secondo me ci può essere un piccolo condizionamento, perché dici non do quella cosa lì dove abbiamo degli elementi che propendono più per il calcio di rigore piuttosto che per il non calcio di rigore, perché la posizione dei giocatori, come ho spiegato, Corbari che inciampa, proprio la caduta è proprio di un giocatore che inciampa e cade per terra, non è che si tuffa con le braccia in avanti, proprio come se inciampasse in qualcosa che un ostacolo. Qua dice, se non ho dato quello di prima dove c'erano più elementi che potevano propendere verso il calcio di rigore, figuriamoci qua non posso decidere su questa immagine se non ho elementi che magari ho avuto più prima. Pubblicità, ci troviamo fra pochissimo e ripartiamo dai messaggi. Torniamo a sentire i nostri amici che ci seguono da casa, sono tanti, tantissimi, i messaggi sono davvero fiumi, però volevo dire, messaggi brevi, perché è impossibile, poi magari qualcuno si lamenta che girano sempre gli stessi messaggi, perché quando ci sono messaggi chilometrici, perché possa finire quel messaggio, serve davvero tanto, scrivete pochissime righe. Ma Gagliano è ammonibile, perché ci sta facendo perdere un sacco di tempo. C'ha l'immunità. Mi dispiace per voi. Italo da Vittoria, simpaticissimo, scrive: tra 3 domeniche Catania 24 punti, Salernitana 23 e Benevento 20. Se ci ho azzeccato, mi invitate a corner? Perché no? Perché no? È normale. Segniamoci questo messaggio. Noi abbiamo tutte le mani sotto è una bella la passeggiata scrivania. da Vittoria, sì. però ci sta. Perché no? Ci sta. Devo dissentire su chi in maniera disfattista e soprattutto superficiale insiste nel dire che con Toscano non si va da nessuna parte. Cortesemente andate a vedere il curriculum, grazie. Il prossimo anno saremo in Serie B e nota bene non sono un parente di Toscano, ma si chiama Enzo da Catania. Enzo Toscano. A Catania sono tutti allenatori, leggo sempre critiche a Toscano anche quando si vince. Signori, ma il campionato di Lega Pro è questo, l'importante è rimanere incollati alle prime. Fare il risultato a Giuliano è fondamentale per poter affrontare sia la Salernitana che il Benevento con maggiore serenità e sono convinto che daremo il massimo. Chiedo agli ospiti in studio, ma non credete che mettere 2 partite consecutive di così vitale importanza come Salernitana e Benevento possa influenzare il percorso del Catania, considerando che al ritorno le faremo entrambi fuori casa, scrive Dario Curva Quando fanno Nord. il calendario non si sa chi è prima, chi è seconda, chi è terza, alla ottava, nona, 10ª giornata. Siracusa nelle prime 8 giornate ha preso le prime 8 in classifica. Invece potrebbe essere un vantaggio se il Catania arriva a queste 2 partite in casa sull'onda lunga di una costruzione, anzi di una ricostruzione che finalmente si sta concretizzando, potrebbe essere davvero una chiave di volta di questo campionato. Attenzione, perché anche la Salernitana, che io ancora leggo tante critiche da parte di addetti ai lavori, stampa accreditata nei confronti di Raffaele, no, che è primo in classifica, non è da giallo. Giulia, però non è da giallo. Come non è da giallo? Chi lo stabilisce che non è da giallo? C'è un regolamento, non puoi decidere tu se è da giallo oppure no. Allora, leggo tante Se critiche. un giocatore fa un fallo e dice all'arbitro non è da giallo. Lo dicono, te lo dicono, no? Questo non era. Ma vengono ammoniti, quindi attenzione. Nel regolamento nostro si prevede che quando parla Giulia l'intervento deve essere limitato. Ok, d'accordo, va bene. Pertanto, no. Siamo al secondo, attenzione. No, perché è brutta sta storia. Vabbè, solo col doppio giallo deve stare 2 minuti fuori. Alla quinta ammonizione c'è la squalifica della giornata. Una giornata no, quella no. Non ci arriviamo. Allora, io continuo con Gabriel. Una promozione passa attraverso dei segnali. Vincere a Giuliano e poi uno scontro diretto tra Benevento e Salernitana e poi arrivare a Natale a non più di 4 punti dal primo posto. Storicamente il Catania è sempre stato promosso con queste componenti. Buonasera a tutti, è vero, non c'è un grande gioco, ma se il Siracusa gioca bene ed è ultimo, meglio non giocare bene ma vincere il campionato.
Buonasera, ieri Lunetta è stato devastante, poi vedi i soliti tifosi mai contenti, a Toscano lasciatelo lavorare in pace, al limite andate voi ad allenare, scrive Peppe da Camporotondo. Bene, bene, bene. L'ultimo, una domanda per Vagliasindi, novità su Torre del Grifo, così ti passo, è una domanda ricorrente questa in realtà. Aspettando il D-Day. Che è il 16 di ottobre, attenzione a questa data, attenzione a questa data. Allora Giulia, non credo che ci saranno sorprese. Io dico soltanto attenzione a questa data, perché poi chiaramente racconteremo quello che è successo. Prima di andare e proseguire con le pagelle, con il migliore e così chiudiamo. Un'altra grafica che volevamo... Prima però volevo tornare su Max e soprattutto sugli arbitri, perché c'è una sorta di campagna di reclutamento. Sì. Allora, prima facciamo vedere questa clip, dopo ne parliamo, per un minuto ne parliamo. Vediamo la clip. Ehi, ciao, lo sai che tra poco inizia il nuovo corso arbitri? Il corso è la durata di 2 mesi e poi scendi subito in campo. Se hai meno di 19 anni ma giochi a calcio, questo non è un problema. Esiste il doppio tesseramento. Iscriverti al corso arbitri. E con la tessera puoi entrare gratis in tutti gli stadi d'Italia. Se sei uno studente potrai ottenere i crediti formativi scolastici e aver convalidate le ore di alternanza scuola-lavoro. Ma soprattutto entrerai a far parte della nostra grande famiglia. Unisciti alla sezione arbitri di Ciriale e conquista insieme a noi la tua Serie A. Ti aspettiamo. Allora, c'è bisogno di nuove leve. Sì, era già una domanda che mi avevi posto la settimana scorsa, io ti confermo che servono nuove leve, servono nuovi ragazzi. Io promuovo il corso arbitri perché è un'esperienza al di là dell'aspetto tecnico, è vedere il gioco del calcio sotto un altro punto di vista, ma è una formazione personale, soprattutto se la inizia ad un'età molto giovane, adolescenziale, 15 anni, 16 anni, un'età dove te formi la tua personalità, dove esci fuori da degli schemi mentali dovuti alla quotidianità della vita, dal rituale della vita, dove te a 16 anni comunque sei chiamato a prendere delle decisioni, dove hai delle responsabilità, dove sei garante di un qualcosa, dove la vita comune comunque a quell'età non ti propone. Questo ti permette di accelerare quel processo di maturazione, di consolidare, già di formare la tua personalità, di guardare negli occhi le persone. È una bellissima esperienza, al di là, torno a ripetere, dell'aspetto tecnico. Poi diventa un aspetto bello anche itinerante, perché comunque incominci a girare la provincia, Max, poi giri la regione. Può diventare una professione. Certo, io l'ho svolta come professione per 8 anni a livelli professionistici, ho fatto io 5 anni di Serie C, ma a livello poi diventava anche un discorso economico. L'arbitro in Serie A? Quanto guadagna un arbitro in Serie A? Un arbitro in Serie A ha un gettone di presenza in Serie A di 4.000 euro, 2.000 euro in Serie B. Poi hanno un contratto fisso, sono gli internazionali che prendono 90.000 euro fissi più i gettoni partita, poi ci sono i primi anni, primo e secondo anno, che prendono una base di 35.000 euro, poi prendono 50.000 euro. Chi parte oggi? No, Serie C, allora chi parte oggi è un rimborso spese in base a una tabella chilometrica, poi si sale in Serie C, hanno una diaria di 200 euro a partita, e già è alzata, perché io a tempi miei, quando io arbitravo, faccio un esempio, una gara del Napoli nella stagione 2004-2005 in Serie C al San Paolo con 52.000 spettatori, prendeva una diaria di 47 euro. Però era, diciamo, il preludio per arrivare dove poi avrei avuto anche qualche soddisfazione economica. Quindi però può diventare una professione. Non devi guardare l'arbitro perché possa diventare la tua professione, cioè diventa la professione con il cammino. Max, ormai anche l'arbitro è diventato una star del calcio. Prima l'arbitro era soltanto apostrofato in modo ricorrente, oggi invece gli arbitri diventano protagonisti delle partite, anche perché diventano gli artefici della legalità, del rispetto delle regole in campo, ma anche diventano uomini copertina, diventano uomini che diventano star, così come lo sono i grandi calciatori. Quindi Collina lo è diventato, e da lì in poi tanti arbitri sono riconosciuti come autentiche star del calcio. Certo, sicuramente tutto ciò che poi ruota intorno, anche, faccio un esempio, anche il raccattapalle che fa il raccattapalle a San Siro per una sera diventa una star per i familiari, per i parenti e quant'altro. Tutto ciò che ruota intorno ad un evento di grande importanza mediatica, professionisti e quant'altro, diventa una star. A maggior ragione l'arbitro che ha in mano
un pochettino il pallino di una gara che può diventare determinante, può anche determinare il destino di una società, destini economici, destini di bilanci e quant'altro. Quindi è normale che la figura dell'arbitro è una figura importante, di grande responsabilità, ci vuole grande preparazione atletica, grande preparazione dal punto di vista regolamentare, grande personalità, ci vuole proprio doti particolari che poi si sviluppano e si ampliano con il tempo. Allora, facciamo la pubblicità che è meglio, dopo vediamo questa grafica. Però una pillola. Per quante giornate è stato fermo Picardi, quello di Cavese Catania? Allora, Picardi è uscito a Cava nella partita di Catania nella seconda giornata e è riuscito poi alla sesta giornata. Quindi 4 turni, 4 turni di... Capirai. Si è bruciato. Sì, si è fatto un po' male in quella partita. Poi avrà tempo per riprendersi sicuramente, perché l'organo tecnico lo metterà nelle condizioni di potersi riprendere. Facciamo una sosta e poi torniamo di nuovo con le grafiche e ci proiettiamo anche verso il prossimo avversario. Riprendiamo il nostro viaggio e adesso c'è una grafica sui marcatori stagionali del Catania dopo Catania-Siracusa. Vediamoli. Esatto, andiamo a vedere i marcatori stagionali. Lunetta 5 gol, 3 Ierardi, Cicerelli 2 gol su rigore, Forte 2 gol, 1 su rigore, 1 gol per Aloi d'ausilio e anche per Donnarumma. Ok, in questo elenco a mio avviso mancano clamorosamente i gol degli attaccanti, i gol di Jimenez, i gol di Casasola, che secondo me è un giocatore che per la corsa riesce a esprimere, per la capacità tecnica è da 4-5 gol a stagione, e poi chiaramente i gol su azione di Cicerelli. Allora ho visto diversi messaggi, ci chiedono ma Cicerelli perché ancora non riesce a incidere sotto porta? È molto semplice, lui partendo da una posizione esterna, da sinistra, deve riuscire a conquistare proprio la posizione fronte alla porta, perché lì è proprio la zona del campo in cui può incidere di più, o personalmente andando in dribbling fino alla conclusione, o con una conclusione alla media distanza, o con l'1-2 con l'attaccante. Farlo partire proprio di fronte alla porta è un impegno. Dovresti cambiare sistema di gioco, Carlo. È chiaro. Dovrebbe cambiare sistema di gioco, fare sottopunta. Esatto, fare un 4-2-3-1. Però secondo me lì il suo ruolo tra 4-2-3-1 e 3-4-2-1 che fa Toscano non cambia molto. E allora il ruolo è quello, parte da quella mattonella a sinistra, lui è bravo ad accendere. Secondo me è stato un problema proprio fisico e mentale. Adesso vedremo Cicerelli che farà gol. Anche perché ci sarà anche Caturano lì davanti e probabilmente cambia anche la velocità di esecuzione delle manovre e cambia anche l'incidenza che può avere il Catania negli ultimi 10-11 metri di campo. Allora, indipendentemente dal sistema di gioco, no? Che stiamo considerando, stiamo valutando. No, volevo fare una considerazione su una domanda o più domande che ho visto passare. Ma questo Catania può essere una squadra da primato, mi hanno chiesto. Beh, andiamo a esaminare le formazioni tipo della Salernitana, del Benevento, del Cosenza, mettiamoci dentro le squadre, il Crotone. Io non credo che il Catania come organico sia inferiore a qualcuna di queste squadre, e quantomeno sull'11 di partenza a pieno organico, con gli effettivi tutti a disposizione, una formazione con Dini in porta, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Aloi, Di Tacchio, Donnarumma, tre quarti Cicerelli, ok, gli altri ti puoi sbizzarrire, puoi mettere Lunetta, d'ausilio, Jimenez, puoi mettere chi vuoi. Davanti Caturano, Forte, Rolfini, cioè oggettivamente è una squadra completa in tutti i reparti. Poi chiaramente ha un potenziale che ancora è inespresso, ma per un motivo semplice: la squadra oggi non è stata a pieno organico, tranne nelle prime 2 giornate, neanche perché non c'era Caturano, non c'era Rolfini. Voglio vedere con la batteria degli attaccanti al completo, con la batteria dei trequartisti al completo, con Aloi in campo, che per me è un giocatore indispensabile. Voglio vedere questo Catania che tipo di gioco può esprimere, sicuramente migliore di quello che abbiamo visto finora. Lo diceva Turati nella presentazione della partita: il Catania ha in organico 2 giocatori che l'anno scorso sono saliti capocannonieri sulla del podio, girone B e del girone C, Cicerelli e Caturano. Cosa possiamo chiedere di più? Probabilmente sul piano del gioco è un Catania che
può sviluppare altre dinamiche proprio perché ieri lo ha dimostrato di non essere monocorde come si era visto nelle prime giornate di campionato. Ieri si è celebrata l'8ª, 7 giornate di campionato, il Catania sostanzialmente è stato monocorde sotto un profilo tattico, prime 3 un grande exploit, poi abbiamo e hanno detto le squadre hanno imparato a conoscerci, hanno preso le contromisure. Anche a questo è dovuta la flessione. Ieri Toscano ha chiaramente ammesso, intelligentemente, di avere modificato qualcosa nell'impianto del gioco e Carlo ce lo ha spiegato perfettamente. Non avevamo visto un Catania che nella fase di non possesso si trasformava in un'altra formazione, cosa che invece ieri è avvenuta. Quindi si va avanti per tentativi ed errori, meno errori commetterà Toscano, meglio sarà per la squadra e per il gruppo, ma cambiare, modificare qualcosa per mettere a servizio della squadra un giocatore che magari ha determinate caratteristiche come Cicerelli e quindi poter modificare qualcosa non è segnale di debolezza, anzi è un grande segnale di crescita e di intelligenza. Lo stesso dicasi per Jimenez. Ma possiamo vedere le clip dei 2 gol del Catania per preparato. proprio valutare da un punto di vista tecnico la genesi di Come queste no, due certo. marcature. Cominciamo a vedere il primo gol del Catania, la clip 1, quindi per intenderci. Che nasce da un intercetto di Di Tacchio, poi Lunetta supera sullo scatto Candiano. Prende 2 metri. Sì, e qui il ragionamento è: com'è possibile che un centrocampista centrale, Candiano, sia l'ultimo uomo della retroguardia del Siracusa? Te lo spiega Carlo. Questo è proprio questo è il calcio relazionale di Turati. Relazionale che porta addirittura ieri è stato un po' più tranquillo, perché di solito manda uno dei 2 centrali in avanti a invadere il centrocampo e sempre uno tra Candiano e Limonelli che si viene a prendere la palla da dietro. Invece ieri ha bloccato i 2 difensori centrali che rimanevano sempre in costruzione, alzava sempre i 2 terzini che si trasformavano in 2 mezzeali e abbassava uno tra Candiano e Limonelli, a volte anche Gudelevicius, a prendersi la palla per avere più qualità nella costruzione. Qui decisivo Di Tacchio con quell'intercetto. Di Tacchio, quello è il suo pane. Crede nella possibilità di rubare palla e poi vabbè, se a Lunetta gli dai i metri, ciao. Prende controtempo i 2 difensori centrali, gli lascia 3 metri in 5 metri. Sì, andiamo alla diagonale perfetto. Un'altra sottolineatura, vai, Gio. il tocco di prima, che è quello che è mancato al Catania nelle ultime 3-4 partite. Ne abbiamo raccontate di queste gare, le abbiamo commentate. Centrocampo sempre a 2-3 tocchi. Quando la giochi di prima e la giochi a memoria, metti nelle condizioni i compagni di squadra. Però nel caso di specie è verissimo, ma nel caso di specie non è una giocata. Di Tacchio semplicemente intercetta e la palla parte. Certo. Però indubbiamente è come dici tu. Allora, vediamo il secondo gol del Catania, che è una ripartenza. È una ripartenza. Abbiamo qui la parte conclusiva, parte da Donnarumma sulla sinistra in verticale per Cicerelli che fa 35 metri, si accentra, scarica su Gherardi e poi Gherardi lascia partire questa rasoiata di destro imparabile per Farrone. Alessandro, questo è quello che avevamo detto prima. Il Catania non ha espresso grande qualità nel girare palla da un lato per trovare poi il lato cieco dall'altra parte. L'ha trovato in questa situazione. Questo è stato bravo perché l'azione parte da destra. Sì. Parte da destra e velocemente si sposta sulla sinistra per mandare Cicerelli 1 contro 1. Avrebbe dovuto farlo più volte il Catania, sia da un lato che dall'altro. Ci è riuscito poche volte, sicuramente ci lavorerà Toscano, lo sa Toscano che la squadra in termini di qualità non ha fatto una grandissima partita. E lì è stato bravo perché l'1 contro 1 Cicerelli ieri lo ha messo in croce. Assolutamente sì. Un'altra considerazione, la conclusione dalla media distanza, un fattore su cui il Catania può migliorare tanto. È una situazione che il Catania non sfrutta bene, pur avendo dei giocatori con piedi educati e capacità balistica. Secondo me più conclusioni dai 18, dai 20 metri, anche proprio come scarico dell'azione, anziché fare di nuovo giro palla, tornare indietro,
potrebbe essere una soluzione che aumenta il coefficiente di pericolosità del Catania. Uno spunto per le tue statistiche: è un Catania che batte pochi calci d'angolo. Se consideriamo che sulle 2 corsie esterne abbiamo giocatori che cercano ripetutamente la profondità. Vabbè, ieri si è visto qualcosa, nelle partite precedenti si è visto troppo poco sugli esterni. Pochi, statisticamente pochi per la qualità dei giocatori che ha sulle corsie. Donnarumma da una parte, Casasola dall'altra, i 2 esterni, i Menez, i trequartisti, i Cicerelli. Troppi pochi calci d'angolo, vuol dire che arriviamo poche volte 1 contro 1 sulla parte più bassa del terreno di gioco, e questo è un'altra di quelle circostanze che ha penalizzato forse il Catania nelle precedenti 4 partite, quando abbiamo parlato di un forte che non è un attaccante in grado di poter finalizzare partendo da molto dietro, ma preferisce invece i palloni che spiovono alle corsie, e questo è mancato. Ci sono margini di miglioramento e ovviamente la cartina di tornasole sarà già domenica prossima, perché il Catania deve vincere, e sarà invece sabato la partita, ricordiamo che sabato contro il Giuliano dovrà vincere. Andiamo sulle però pagelle. prima da casa scrivono tanti, poi magari non so se Giulia ha qualche messaggio in questo senso, legato al fatto che ieri le condizioni del manto erboso del Massimino sono apparse C'è stata una nota della società che si occupa della manutenzione del manto erboso del Massimino, e la colorazione gialla pare sia dovuta a un discorso di risemina, ma il terreno in sé era regolare, cioè il fondo è una questione soltanto in questo ottica momento, visiva. Dovrebbe, così magari, guarda, dovrebbe essere a posto per la partita, perché dava l'impressione di un campo magari non... Abbiamo detto in diretta con Angelo, se riguardano la partita stasera alle 22:15 comincia, anche perché voi siete stati a bordo campo, era regolare il terreno. Giulia, adesso veniamo da te, però prima dobbiamo vedere le pagelle. E dobbiamo correre perché abbiamo anche il prossimo avversario. Abbiamo un quarto d'ora. Facciamo pubblicità adesso e poi pagelle, migliore e prossimo avversario e messaggi chiaramente. Ci scrivono 6 persone. Allora, eccoci di nuovo. Allora, da cosa ripartiamo, Giulia? Il migliore, messaggi. Facciamo un messaggio soltanto. Un messaggio soltanto. Un messaggio. Che tra l'altro è una domanda, quindi. Potete farci una panoramica sui nuovi dottori inseriti nello staff tecnico? Credo che un po' di tempo fa abbiamo dato questa indicazione. Io posso testimoniare che, voglio dire, l'unico innesto che è stato fatto, che è il responsabile, il dottor Ciampi, responsabile dall'altro del pronto soccorso del Garibaldi, è il nuovo innesto, ma che non dato alla prima giornata di campionato. Forse, infatti, la cosa che mi meraviglia un pochettino è leggere che le persone si meravigliano su questo comunicato, no? Questo fatto che il Catania abbia comunicato il nuovo staff medico e quant'altro, ma che che sia arrivato il dottor Ciampi, l'abbiamo comunicato, mi sembra, la prima giornata. Sì. È stato ribadito più volte, poi il dottor Riso e il dottor Amato sono gli stessi che c'erano lo scorso anno, i massofisioterapisti sono gli stessi. Credo la figura del dottore Longo. C'è Gianfranco Longo, il primario di ortopedia del Cannizzaro, ottimo professionista, per carità. Che è un traumatologo dello sport, quindi diciamo è... Mi ha operato, tra l'altro, lo conosco bene. Vabbè, allora, adesso possiamo tornare velocemente al migliore e alle pagelle, così poi facciamo... Andiamo a vedere il migliore del match, che è proprio lui, Gabriele Antonio Lunetta. È sempre lui il QR code di più agevole accesso alla porta avversaria. Dategli metri da percorrere in velocità, guardando la porta, e qualcosa accadrà di certo. Come accade pochi minuti dopo il via, quando crede nella palla rubata da Di Tacchio e, sverniciato Candiano, scarica a rete imparabile, conclusione mancina. La sua presenza è sempre tangibile dove serve, e la standing ovation che ne accompagna la sostituzione è la più nitida testimonianza. Andiamo a vedere adesso le pagelle del campetto. L'allenatore toscano 6,5, Dini senza voto, Gherardi 7, Di Gennaro 6 anche per Celli e Casasola, Coini 5,5, Corbari 6, Di Tacchio 6,5, 6 per Donnarumma, 5,5 Jimenez, Raimo 6,5 che prende il suo posto, 6,5 anche per Cicerelli, 7,5 Lunetta e 6 Caturano che poi lo sostituisce.
Fiato alle trombe. Vorrei sentire Patanè su Su questo. Jimenez ora c'è Gazzarra, Fammi rivedere. Il migliore non ci sono dubbi, non c'è ombra di dubbio che Lunetta, ma anche non soltanto per la fisicità, non solo per il gol, ma per l'approccio che ha alla partita, è sempre cattivo, sempre sul pezzo, sempre a fare sportellate. Sempre Perché a ridevi fare... sul QR code? Sul QR code perché QR code di accesso a esatto, rete. quello è tanta roba, ma Alessandro no, sulla funzione Q è il top, perciò non ci sono dubbi. Torniamo invece sul campetto. Sul campetto, così lo riguardiamo per un attimo. Quel 5,5 Jimenez non mi sta bene nella misura in cui i primi 45 minuti deve essere più basso? No, deve essere più alto, ma ritorna invece ad essere congruo se rapportato a quello che Jimenez può dare e ancora non sta dando a questa squadra. Quindi mi sta bene il 5,5. Invece il 6,5 a Toscano questa volta lo passerei tranquillamente a 7, non perché il Catania abbia sviluppato un gioco spettacolare, ma perché si è messo il vestito adatto per la partita. Esatto, si è messo il vestito perfetto, lo ha cucito su misura. Toscano ha cambiato qualcosa che non è poi qualcosa da poco, perché ha rivoluzionato anche lui il suo impianto di gioco al quale ci aveva abituati per una stagione e mezzo, e questo mi sembra davvero un elemento fondamentale di crescita e anche di maturità. Non c'è molto da trovare di maturità in un allenatore che ha vinto tutto ciò che ha vinto, però si cresce sempre e si commettono. E magari poi non tutti i campionati sono uguali, sono campionati si commettono in un girone quello suo, quello che ha giocato, ha vinto, magari si trovava meglio perché il gioco era diverso. Li ha vinti quasi tutti e li ha vinti quasi tutti nel breve periodo, cioè non stiamo parlando di un allenatore che ha vinto 12 anni fa, poi 8 anni fa. 3 anni fa, allora, voglio dire. di fronte a una situazione del genere, mettersi in discussione e non arroccarsi sulle proprie idee, reputo che sia un elemento di grande maturità e di grande intelligenza. Non si smette mai di crescere e non si smette mai di Patanè migliorare. così pagato, non lo ricordavo, non so da quale tempo. È il cartellino. Il cartellino va un pochettino ridimensionato. Giulia, adesso vediamo il prossimo avversario? Ci siamo, prossimo avversario, dai. Anche perché c'è da fare dei ragionamenti in considerazione del fatto che la regia ci mostra la grafica, sì, dei ragionamenti su che tipo di partita ci si aspetta sabato su un campo anche questa volta sintetico, però il Catania si allenerà al Massimino, quindi non va a Mister Bianco. Perché questa scelta secondo te? Beh, evidentemente penso di potersi preparare adeguatamente anche su un terreno in erba naturale e arrivare a Giuliano, insomma, nelle migliori condizioni. Possiamo dare uno sguardo perché le fonti che avevamo ci raccontavano. Stamattina, notizie di stamattina le abbiamo date ad Anteprima Corner, le ribadiamo adesso. Hanno cambiato idea perché vi era ormai l'indirizzo di una sorta di approccio alla preparazione delle partite in considerazione dei campi che si andavano poi ad incontrare in trasferta, preparare le partite in sintetico al sintetico di Mister Bianco e invece quelle sull'erba naturale al Massimino. Evidentemente anche qui c'è stato un cambio di rotta, no? C'è stata una riflessione. Sì, può anche darsi che sia funzionale all'attrezzatura che serve magari per certi tipi di lavoro in palestra. Non ti puoi smontare una palestra. Se mi posso permettere, voglio fare una considerazione velocissima. Poi torniamo sul Giuliano. Giuliano. Secondo me anche cambiare continuamente una settimana su un campo, una settimana su un'altra non è che faccia molto bene al fisico e alla muscolatura. Secondo me è molto meno rischioso allenarsi tutta la settimana sul campo naturale e poi giocare una partita sul sintetico, piuttosto che alternare una settimana, e questo potrebbe essere motivo di valutazione. Ci alleniamo una settimana sul naturale e poi la settimana dopo, perché giochiamo a Giuliano, ci alleniamo sul corpo. I muscoli subiscono dei cambiamenti, degli stress diversi che possono essere anche state causa di tante cose. Forse sicuramente, quello che dice Max, forse la tipicità di quella settimana con 2 partite, una infrasettimanale, una la domenica, su 2 campi sintetici, Trapani e Cerignola,
aveva indotto a fare un lavoro più mirato lì a Mister Bianco. Questa potrebbe essere la chiave di lettura di differenza tra l'uno e l'altro. Torniamo alla schermata sul Giuliano, perché come dicevo prima c'è da fare dei ragionamenti. Allora, la Giuliano era in crisi nera, si parlava addirittura di un esonero, sarebbe stato il secondo stagionale per Mirko Cudini, che è subentrato a Colavitto alla terza giornata, perché come potete vedere a sinistra proveniva da 3 sconfitte di fila, in casa della Salernitana assolutamente immeritata, partita che il Giuliano avrebbe potuto anche vincere. Il Cosenza poi ha battuto il Giuliano 4-1, sconfitta interna col Sorrento che ha aperto questa crisi. Il fatto che ieri al 100° minuto il portiere Alessandro Russo abbia parato il rigore della vittoria a Canotto probabilmente ha dato una spinta emotiva importante su cui magari il Giuliano vivrà la settimana di avvicinamento alla partita che, ricordiamo, si giocherà sabato alle 14:30. La formazione del Giuliano nell'ultima uscita appunto al provinciale è stato un 3-5-2, però ha giocato in alcune partite anche col 3-4-3, in altre con un altro sistema di gioco, anche con la difesa a 4, però in linea di massima Cudini è sempre stato un fautore della difesa a 3. Dietro, oltre a Russo, un portiere molto interessante che è in prestito dal Sassuolo, è un ragazzo giovane di stazza, ha parato molto bene al di là del rigore su Canotto, ha parato molto bene a Trapani. In difesa diciamo il fulcro è Caldore, è una bandiera ormai del Giuliano da diverse stagioni, giocatore mancino, molto forte anche da un punto di vista della personalità. Dietro c'è Dario Del Fabbro, ex del Catania. Bisogna capire Davino, che è uscito a fine primo tempo a Trapani, è stato sostituito da Milan, quindi capiremo se sarà della partita Davino o se ci sarà questa variazione. In mezzo al campo la regia è stata affidata all'eterno De Rosa, giocatore ultra trentenne ma sempre molto forte anche nel tiro dalla distanza, giocatore che ha fatto tante belle stagioni in Serie C. Poi c'è Roberto Zammarini, altra vecchia conoscenza del Catania, e Mario Prezioso, giocatore che alcune stagioni fa si è messo in luce con la Virtus Francavilla, un buon mediano che sa fare bene le due fasi, e poi ha giocato con 2 esterni a tutta fascia che sono stati il giovane Esposito e Baglica. Subentrati Borello, che è un esterno offensivo, e Peluso, che è un esterno basso che può fare tutta la fascia. In avanti, ora poi ci concentreremo su Alessio Nepi, appunto Nepi e Baldè, la coppia d'attacco, sono poi subentrati Isaac e D'Agostino. Possiamo vedere i marcatori per chiudere insomma questa velocissima panoramica, i marcatori appunto del Giuliano, se restiamo appunto sul contributo grafico, per evidenziare come appunto Alessio Nepi, 6 gol, sia uno dei attaccanti più prolifici di tutta la Serie C, dei 3 gironi. Poi a distanza siderale seguono Zammarini, Borello e Jambè. Alessandro, non ho capito il tuo incipit. Sabato si va a Giuliano e bisogna interpretare questa partita un po' con le molle, perché il Giuliano è reduce. No. Sto facendo solo una scheda del Giuliano, okay, perché se ricordiamo ma assolutamente questo non vuol dire che dobbiamo andare lì non ci sono con timore reverenziale, perché salvo disgrazie, diremmo una bestemmia, assolutamente salvo incidenti Ti ho solo gravi, fatto una scheda del Giuliano, ma salvo incidenti gravi di percorso che possono capitare in qualunque momento. Se riguardiamo quella schermata, riguardiamo la posizione in classifica del Giuliano e ricordiamo a noi stessi le ambizioni del Catania, il Giuliano in casa ha avuto un campionato devastante. Le ultime 2, se non sbaglio, ha perso la prima di campionato, poi ha pareggiato con la Z Picerno, ne ha vinto una, ha ancora pareggiato, ne ha perso la successiva, ha perso... In casa l'ha perse tutte. Esatto, poi dopo l'ha perse tutte. Vinto solo col Foggia. E allora
al netto del pareggio, ti ripeto, pareggio rincuorante col Trapani, Alessandro il Catania non può avere alibi, ma manco vai per là sogno per vincere la partita. Però vi volevo dire che perché mancano altrimenti 120 secondi alla fine della trasmissione. Ho solo fatto una Volevo sentire Carlo Breve su Giuliano. fammi finire. Faccio prima, la trasmissione è finita. Fammi finire. Alessandro, guarda che stavolta lui stavolta lui. Attenzione che sta per scattare il Fanno cartellino reazione. giallo. Mancano 100 secondi alla fine della trasmissione, non dai tempo di parlare a breve. Esatto. Parliamo con... Ma mi fai finire? No. Allora scatta il cartellino rosso. Alessio Nepi di è revisione. l'unico giocatore realmente temibile del Giuliano. Giocatore forte. Abbiamo Fatto capito, basta. l'elenco Cosa dice dei invece clean sheet e il nostro basta. tecnico Allora, qui? a proposito di Alessio Nepi, che abbiamo conosciuto l'anno scorso, ti dico che sarà Di Gennaro gli mettere la museruola, perché sono gli attaccanti che secondo me se Di il Di Gennaro Gennaro di Ferignola, predilige. ho paura. No. Il Di Gennaro come caratteristiche sono giocatori alti, non sono veloci, forte fisicamente, ma Di Gennaro questo tipo di attaccante se lo mangia. Mi suona strano come il Giuliano non abbia riconfermato Bertotto, ma al di là di questo non abbia preso un tecnico che proseguisse potesse su quel dare canovaccio continuità a quel 4-3-3 fatto veramente bene da Bertotto. Volevo sentire Quindi i un paio di risultati messaggi. finora danno torto alla proprietà che ha possiamo vedere al cambiato volo con altri tecnici. Possiamo vedere al volo il campetto delle pagelle per capire cosa potrebbe cambiare Toscano in vista di sabato. Io non so come devo fare con Ieri Toscano cosa ha può messo cambiare? ha messo Caturano quando il risultato Può giocare era... Caturano dal primo minuto? Secondo me no. Uno tra Caturano e Forte, secondo me. Secondo me gioca Forte, titolare, giocare, sì. e Lunetta che Insieme viene sulla tre quarti, poi non tocca niente. Guarda, sporiamo Corbari di tacchio. Sporiamo di un minuto, ma do un minuto a Giulia per i messaggi da casa. Vorrei sottolineare che il Catanzaro aveva un bellissimo gioco e stravinse un campionato imponendosi in ogni campo, solo che il Catania purtroppo in questo non riesce. Giuseppe 58 invece ci consiglia: avrei una proposta da fare, perché non dividere il tempo degli interventi in 6 parti e quando uno lo utilizza tutto non può più intervenire. Quindi attenzione, perché potremmo fare questo format. Manco la campagna elettorale fanno così, ragazzi. Ma stiamo diventando Parlamento. In question time possiamo fare la campagna elettorale. Sta finendo il minuto a disposizione di Giulia. A proposito di arbitri, un arbitro catanese non l'ho mai visto in Serie C. C'è Toro, Scrivono. come no? Toro, sì. C'è Toro. l'informazione. Abbiamo chiesto di vederlo alla Rechi di Salerno prossimamente per par condicio. Va bene, allora ci fermiamo qui, fermiamo Giulia. qui. Grazie per essere stati con noi. Fra poco c'è la differita integrale di Catania-Siracusa con Angelo Patanè, quindi sentirete per un'altra ora e mezza Angelo Patanè e Carlo Breve. Potete cambiare canale, magari. No, assolutamente no. Grazie a Max Velotto, grazie a Carlo Breve, grazie a Alessandro Vagliesini. Grazie a voi, grazie Angelo Patanè, grazie alla nostra Giulia, grazie. a voi. A 3 puntate trovati altri 2 opinionisti perché noi andremo in tutti e due squalifica. fuori. Va bene. E grazie a chi ha lavorato con noi in regia, che ci ha sopportato, ci hanno sopportato. Buonanotte. Buonanotte.